La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Consueto appuntamento del giovedì sera alle 21 con Penalty sul canale 19 di TVM Palermo. Bentrovati a tutti voi sportivi siciliani. La seconda parte della nostra trasmissione. Ieri alle 15:30 avete assistito anche ad una puntata molto ricca perché abbiamo parlato dei playoff del campionato di Serie D, ma anche quelli legati chiaramente al campionato di eccellenza. Nella puntata odierna invece parliamo soprattutto dei playoff e playout del campionato di promozione, ma parleremo anche della finale Coppa Sicilia che si è giocata proprio domenica scorsa. Iniziamo dunque ed iniziamo con il girone A. È l'unico girone dove ancora non si è disputata la finale playoff, perché come tutti ben sanno proprio 15 giorni fa si è giocata la partita spareggio tra Aragona Calcio ed Alcamo 1928. La partita è stata vinta dall'Alcamo che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza, mentre invece l'Aragona Calcio è stato costretto a giocare la semifinale playoff. Non è andata molto bene, eccola qua la schermata. Purtroppo l'Aragona Calcio perde in casa contro il Gemini Calcio 2-0, pertanto finalissima in campo neutro tra Gemini Calcio e Valderice Calcio proprio domenica 17 maggio. Per quanto concerne i play-out, vittoria del Casteltermini 4-0 contro l'Aspra. Aspra retrocesso nel campionato di prima categoria, rimane in promozione il Casteltermini. La squadra, diciamo, subito dopo la fine della stagione ha accusato dal punto di vista psicologico, secondo me, un crollo mentale, poi al di là di quelle che, insomma, le assenze e quant'altro, ma insomma si capiva che non avevamo più quella spinta propulsiva per poter continuare a dire la nostra. Mi dispiace, naturalmente chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi, a tutti gli sportivi per non aver traguardato l'obiettivo che ci eravamo prefissi da metà anno in poi, però accettiamo con dignità il verdetto dal campo. Io a questa squadra non mi sento di rimproverare nulla perché comunque sia hanno fatto 73 punti sul campo durante il campionato e quindi non posso assolutamente rimproverare nulla. Non ci rimproveriamo nulla come società perché abbiamo da agosto ottemperato a tutte quelle che sono state, insomma, gli impegni presi e le richieste dello staff. Però insomma il calcio è questo, lo accettiamo e pazienza, adesso ci riposiamo e poi tra qualche settimana iniziamo un po' a guardare al futuro. È chiaro che si dovrà rivedere qualcosa perché è giusto così. Poi vedremo un attimino anche insomma, a livello di società come siamo messi, chi continuerà a rimanere a bordo, chi deciderà magari di fare un passo indietro, però è tutto un addivenire, adesso abbiamo bisogno di staccare la spina. Noi la stagione in realtà l'avevamo conclusa il 23 aprile, però ci hanno messo dentro un vortice più grande di noi stessi e insomma poi l'evolversi di quella che è la situazione la conoscete un po' a detti stampa, un po' tutti, e quindi siamo ritornati dentro il campo per giocarci questo spareggio e successivamente i playoff. Però quando un giorno qualcuno mi chiederà Carmelo Giordano quanti campionati ha vinti, io rivendicherò con forza e determinazione quello vinto con l'Aragona, perché l'Aragona, il che ne se ne dica, ha vinto il campionato sul campo, non prendendo nessun punto dai tavoli della Lega,
Tolgo l'occasione per fare complimenti all'Alcamo, perché se la squadra ci batte 3 volte significa che dà valori importanti, ma il mio messaggio non è nei confronti dell'Alcamo, una società che ha un passato glorioso, una storia pazzesca, però chi doveva essere garante della correttezza dello svolgimento del campionato non è stato garantista, ha cercato di indirizzare le cose solo in una direzione e di questo sono rammaricato. I playoff sono gare secche, al di là che si possono giocare in caso o meno, possono essere condizionate da fattori che alla fine possono risultare determinanti come qualche assenza. Quindi dico, parto facendo i complimenti loro. Poi la gara, sapevamo che era difficile perché anche se a loro mancava qualcuno, ciò, come ho detto poco fa, non cancella quello che è il loro valore. I ragazzi l'abbiamo preparata al meglio, siamo stati bravi dopo Valderice a tornare a fare quadrato su di noi con società e tifosi, abbiamo lavorato in questi 15 giorni, ovviamente non solo per questa partita, ho sempre detto ai ragazzi che vincere questo e fermarci dico, non servirebbe a nulla, per cui siamo consapevoli che il percorso a seguire è in profonda salita, non sto di moro. Comunque è molto in salita, però questo è un primo passo, possiamo oggi essere felici, ma già da domani dobbiamo tornare a essere concentrati come abbiamo fatto in queste ultime settimane per la prossima partita in cui affronteremo un avversario che dal mio punto di vista è pari come forza, come qualità, come livello a questa Aragona e quindi dobbiamo, come dire, ricaricare le energie fisiche e mentali e ripartire come abbiamo fatto in vista di questa partita. Volevo fare i complimenti a tutta la squadra per aver messo in campo cuore e grinta per quello che meritavano questi tifosi e per quello che meritava questa società. Ci siamo chiusi in settimana, abbiamo parlato e ci siamo detti che dovevamo dare molto di più di quello che abbiamo dato in questo girone di ritorno. Penso si sia visto. Penso che meglio non potevamo fare e voglio complimentarmi anche con l'Aragona, però penso che questa vittoria oggi è stata più che meritata. Penso che adesso siamo tutt'altra squadra perché come ho ripetuto poco fa ci siamo parlati, ci siamo confrontati, confronto costruttivo e oggi ne abbiamo dato dimostrazione grazie anche a questi splendidi tifosi che ci seguono ovunque. Sappiamo che sarà duro e difficile, ma io penso che se abbiamo avuto la forza di venire a vincere in questo campo molto difficile, fatti alla mano 73 punti, non sono io qui a descrivere la squadra Aragona. Penso che abbiamo le carte in regola di andarcela a giocare serenamente anche a Valderice. Prima di tutto devo ringraziare l'Aragona Calcio con il suo presidente perché per tutto quello che hanno dimostrato oggi e non solo. E poi volevo fare i complimenti per come hanno affrontato il campionato per tutto l'anno. Per noi dobbiamo dire che siamo veramente fieri per come ci siamo ripresi dopo la sconfitta di Valderice, perché non era semplice, non era facile. Ora inizia un altro campionato, le partite ad eliminazione diretta sono un'altra cosa e quindi ce la metteremo tutta per andare avanti. Sì, una vittoria importante contro una squadra a cui faccio i complimenti perché già noi eravamo venuti qua ad affrontarli, nel giorno d'andata avevamo perso anche malamente e poi nel giorno del ritorno li abbiamo riaffrontati, ma loro avevano delle assenze importanti come Serio, Duro o qualche altro che ora non, Maggio stesso. Sapevo che era secondo me quella più ostica in questo momento come squadra, perché è allenata bene, perché comunque ha giocatori di categoria superiore, perché è una squadra quadrata sotto tutti i punti di vista. Siamo stati bravi, siamo stati anche un po' fortunati perché ci sta, avevamo solo un risultato, dunque ma avevo detto ai ragazzi che era una partita che bisognava gestire anche sui 120 minuti, dunque avevamo delle situazioni un po' di precarie, di qualcuno acciaccato e quant'altro, però i ragazzi hanno dato tutto e il merito è loro, giocano loro, dunque il merito è tutto loro perché fanno sacrifici tutta la settimana, ed è giusto
come dire, prendersi questo merito di questa vittoria che è comunque bella per una piazza che ha fame di calcio e che speriamo di poter andare più avanti possibile. Per dare soddisfazione a questa società che sta facendo grossi sacrifici per farci andare avanti. Le probabilità sono il 50%, perché per me oggi noi avevamo un risultato, siamo venuti qua e abbiamo vinto. Stessa cosa può fare il Gemini contro di noi, dunque sappiamo che è un avversario ostico, difficile, anche se l'abbiamo incontrato l'ultima di campionato, ma lei sa meglio di me che l'ultima di campionato non fa test. Ci siamo giocati il quarto e quinto posto e così è stato. Per fortuna oggi praticamente vengono a giocare qua, domenica vengono a giocare da noi. Per noi il fattore campo è importante per tanti aspetti e più che altro per l'aspetto di speriamo di dare una soddisfazione ai nostri tifosi, perché giocare una finale davanti ai nostri tifosi è qualcosa di bello. Però dall'altro lato sappiamo pure che l'avversario è ostico, è difficile, contro di noi aveva delle assenze importanti. Dunque il fatto che noi li abbiamo battuti questo non significa assolutamente nulla, perché le partite si gioca 0-0 e dunque noi dobbiamo avere l'umiltà di sapere, ma questa non manca alla squadra, l'umiltà di sapere che ogni partita ha la sua storia, dunque dobbiamo essere bravi e determinati fin dall'inizio. Infatti da martedì cominciamo a preparare questa partita con la dovuta attenzione, perché sappiamo che è veramente difficile. E passiamo adesso al girone B. Nel girone B si è giocata soltanto la finale playoff, eccola qua la schermata, con la vittoria dell'Orlandina Calcio 2-0 contro il Città di Villafranca. Pertanto l'Orlandina giocherà poi la finalissima contro la vincente di Gemini Calcio Valderice Calcio. Al Ciccino Micale l'Orlandina si prende la scena, supera 2-0 il Città di Villafranca e fa sua la finale playoff del girone B di promozione. Una vittoria costruita con un gol per tempo, qualità, carattere e un grande Caserta tra i pali. La squadra di Roberto Letizia vola così alla semifinale spareggio promozione contro la vincente dei playoff del girone A, al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di emozioni fino all'ultimo secondo. Eppure è il Villafranca a partire meglio. Dopo appena 5 minuti gli ospiti costruiscono due nitide occasioni. Prima Assenzio prova il pallonetto approfittando di una presa difettosa di Caserta, ma Di Tale salva tutto in angolo, e sugli sviluppi del corner successivo è ancora Assenzio a svettare di testa, trovando però la risposta straordinaria del portiere biancoazzurro. Scampato il pericolo, l'Orlandina colpisce al primo vero affondo. Di Tale illumina per il capitano Rosario Iuculano. Il fantasista paladino entra in aria, si sposta il pallone sul mancino e disegna una parabola meravigliosa che si infila sotto l'incrocio dei pali. Morabito non può arrivarci, è un autentico capolavoro che fa esplodere il Micale. 1-0 e 18° centro stagionale per il numero 10 biancoazzurro. Il Villafranca accusa il colpo e l'Orlandina sfiora subito il raddoppio. Ancora Iuculano inventa per Praticò, fermato però da una provvidenziale uscita di Morabito. La squadra di Letizia continua a spingere, Praticò lavora un gran pallone sulla sinistra e serve Serio che di testa non trova la porta. Poco dopo lo stesso attaccante ci prova ancora sul corner battuto da Iuculano, ma il pallone termina fuori. Gli ospiti prendono fiducia e Ferraù si libera di Galati calciando col mancino e trovando ancora la risposta dell'estremo difensore paladino. Poco prima dell'intervallo è il solito Laquidara a disegnare un traversone perfetto per Rando che colpisce bene di testa ma trova soltanto l'esterno della rete. Nel finale di primo tempo c'è spazio anche per il destro da fuori di Salvatore Venuto che sfiora il palo. Nella ripresa il Villafranca alza ulteriormente il ritmo e va vicinissimo al pareggio. Il neoentrato Rivainera, perfettamente servito da Bucolo in aria, conclude trovando però il palo alla destra di Caserta. Poco dopo ci prova anche Marullo, ma il suo tiro deviato viene bloccato dal portiere biancoazzurro. La partita resta viva e intensa. Assenzio rimane a terra dopo uno scontro involontario con Fernando Venuto, ma fortunatamente si rialza tra gli applausi del pubblico. Gli ospiti insistono, la Guidara controlla e lascia partire un sinistro velenoso che sfiora la traversa. È il miglior momento del Villafranca che ha l'occasione più clamorosa per pareggiare quando Pecora serve perfettamente a Rigo. Il neoentrato a porta vuota manda incredibilmente
sul fondo di testa e, come spesso accade nel calcio, al gol sbagliato segue il gol subito. All'82esimo l'Orlandina chiude definitivamente i conti quando Galati impatta perfettamente il corner battuto da Pratico, facendo così Orlandina 2, Villafranca 0. Esplode ancora il Ciccino Micale, sesto centro stagionale per il difensore biancoazzurra e partita indirizzata definitivamente verso i padroni di casa. Nel finale il Villafranca tenta l'assalto disperato, Pecora mette in mezzo un pallone insidioso che Riva in Nera sfiora soltanto, poi arriva una spettacolare girata acrobatica di Rando che termina alta. L'ultima emozione nasce ancora da un cross velenoso di Marullo con Galati che rischia quasi l'autogol. Dopo i 6 minuti di recupero può partire la festa biancoazzurra, l'Orlandina continua a inseguire il sogno eccellenza, per il Villafranca resta comunque una stagione straordinaria chiusa tra gli applausi dopo una battaglia giocata con cuore e coraggio fino alla fine. E parliamo adesso del girone C. Finale senza storia per quanto riguarda i playoff del girone C. Questa la schermata, Ionica FC che vince 4-2 contro il Città di Aci Sant'Antonio. Ionica FC che giocherà domenica prossima la finale contro la vincente del girone D. Per quanto concerne invece i play-out, Atletico Messina che pareggia in casa 1-1 contro l'Atletico Catania. In virtù delle posizioni in classifica nella stagione regolare, l'Atletico Messina rimane in promozione, retrocede in prima categoria l'Atletico Catania.
Il triplice fischio del signor Mastro Simone fa esplodere la festa dell'Atletico Messina, la salvezza è realtà. Al termine di un play-out combattuto i biancoazzurri strappano nei minuti finali dei supplementari un prezioso pareggio contro l'Atletico Catania e forti del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare conquistano con merito la permanenza nel campionato di promozione. Determinante anche il contributo tecnico di mister Giuseppe Midiri, capace di dare compattezza a una squadra che nei momenti decisivi ha saputo reagire con carattere e determinazione. Nel match che vale un'intera stagione l'Atletico Messina parte forte al 10° signorino, servito dalla sponda di De Natale, entra in area ma calcia senza la giusta forza, Pandolfo blocca. Al 18° Muro prova la soluzione su calcio piazzato, il suo tiro si perde alto di poco. I biancoazzurri spingono e alzano il ritmo reclamando anche 2 possibili calci di rigore, prima per un presunto contatto su Di Natale e poi per un presunto mani sulla conclusione di Signorino, ma il signor Mastro Simone lascia proseguire. Nel finale di primo tempo ancora Atletico Messina pericoloso, Lembo calcia verso la porta, Pandolfo non trattiene, sulla respinta si avventa Di Natale ma la difesa catanese si immola e salva tutto. Poco dopo al 43° Di Natale in acrobazia su cross di Farina non riesce a centrare la porta. Nella ripresa il copione non cambia, al 60° ancora Di Natale prova la conclusione dal limite, il suo sinistro però termina largo. La partita si infiamma poco dopo con diversi interventi sanzionati dall'arbitro per riportare l'ordine in campo, ma al 75° il vantaggio per i biancoazzurri sembra cosa fatta, solo una super parata di Pandolfo nega al piazzato di Muro la gioia del gol. L'Atletico Catania non ci sta e tenta la risposta per 2 volte con Foti, che però trova sulla sua strada le decisive parate di Previti. Nel finale di secondo tempo ancora Atletico Messina vicino al gol, Signorino servito da Farina perde il tempo della conclusione e l'azione sfuma. Si va così ai tempi supplementari. Nel primo extra time arriva la doccia fredda per i locali quando Foti, al termine di una ripartenza, libera il sinistro e calcia in diagonale superando Previti grazie anche all'aiuto del palo per lo 0-1 Atletico Catania, che di fatto gela il Sorbello Stadium. La reazione dell'Atletico Messina però è immediata, Signorino di testa non trova forza mentre il neoentrato Guglielmo da fuori area impegna ancora Pandolfo, bravo a bloccare. Nel secondo tempo supplementare l'Atletico Catania avrebbe la chance per il colpo del KO con Chisari, ma Previti salva tutto con una parata decisiva che tiene in vita i biancoazzurri. Intervento fondamentale dell'estremo di casa perché al 116° arriva l'episodio che cambia la stagione, quando Muro raccoglie la sponda di Capitan Tiano, mandato nei minuti finali in avanti da mister Midiri, e da pochi passi scaraventa con tutta la propria forza il pallone in rete, facendo così Atletico Messina 1, Atletico Catania 1, e questa volta può esplodere di gioia il Sorbello Stadium e i tifosi biancoazzurri. Un gol pesantissimo che di fatto regala all'Atletico Messina il pareggio e l'insperata salvezza. Nel finale i biancoazzurri difendono con ordine fino al triplice fischio e poi la festa sperata e a lungo inseguita può finalmente cominciare. L'Atletico Messina resta in promozione mentre l'Atletico Catania retrocede in prima categoria. E chiudiamo il tabellino del campionato di promozione adesso presentando il girone D. Una finale playoff ed anche una finale playout. Eccola qua la schermata. Acaragas SLP che vince 1-0 contro la Gimnica Scordia, pertanto giocherà la finale domenica prossima contro la Ionica FC. E per quanto riguarda invece i playout, vittoria del Frigentini 3-1 contro lo Scicli. Frigentini che rimane in promozione, Scicli retrocesso in prima categoria. Al Comunale di Aragona va in scena la finale playoff del girone D. L'Acaragas di mister Sebi Catania avrà a disposizione 2 risultati su 3 entro i 120 minuti, potendo contare su vittoria o pareggio per conquistare il passaggio del turno. Di fronte però ci sarà un avversario ostico come la Gimnica Scordia, probabilmente insieme al Priolo, la formazione che più ha messo in difficoltà i biancazzurri nel corso della regular season.
Serve una grande prestazione alla squadra del presidente Salvatore Laporta per conquistare la vittoria, accedere alle finali regionali playoff e mantenere viva la corsa verso l'eccellenza. C'è il clima delle grandi occasioni al comunale di Aragona, assiepati i tifosi in ogni ordine di posto, come già accaduto in occasione della semifinale vinta per 3-2 sul Pro Ragusa. Dirige l'incontro il signor Gabriele Fiamingo della sezione di Messina, coadiuvato da Francesco Conti DN e Marco Bucca di Barcellona Pozzo di Gotto. Grazie all'immagine a cura di Andrea Cappadona passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Locali subito pericolosissimi al quarto, con un traversone dalla destra di King per l'incornata di Ten Lopez che chiama al miracolo Cirnigliaro. Piede pigiato sull'acceleratore in questo inizio a vedillo gigante. Casucci trova tra le linee Giama che verticalizza per Marrone, il 9 dialoga con Ten Lopez che predilige la soluzione di potenza alta. Un minuto più tardi percorre un brivido lungo la schiena di Cirnigliaro quando un retropassaggio errato favorisce Marrone che prova il lobo fuori misura di pochissimo. Marrone all'8º manda in corsia Vizzini, cross teso per il terzo tempo rabbioso di Ten Lopez che manca il bersaglio grosso per un nulla. Ospiti che battono un colpo all'11° con un giro palla che libera il mancino Castania, potente ma non preciso. Al 20° pressione feroce di Ten Lopez che ruba palla in zona mediana, liberando in campo aperto Vizzini che giunto ai 25 metri scaraventa un mancino terribile sulla traversa. Sul Tavin solo illusione del gol per un tarantolato Ten Lopez. Al 31° De Emanuele danza sull'autodestro, cross per l'incornata di un compagno che chiama il gran riflesso in corner Manna. 8 minuti al rientro in campo e le formazioni e la ripresa verticale di Camilleri per Ten Lopez, sbilanciato al suo ingresso in area, cade tra le proteste ma lascia correre il direttore di gara. Provano a mettere pressione gli ospiti, i ragazzi di Sebi Catania, triangolazione tra King e Marrone, con quest'ultimo che scarica a rimorchio da Giama, mancino alto. All'80° costretto a operare il primo cambio mister Catania con Tripoli e prende il posto di Marrone. Nei tempi supplementari 4 minuti al rientro in campo e le formazioni De Casucci a trovare tempo e spazio per la corsa di Ten Lopez che impallina Cirnigliaro con un destro perentorio sul palo opposto. Delirio al comunale, segna sempre Ignazio Ten Lopez. Secondo tempo supplementare, ancora un instancabile Ten Lopez ad inseguire l'ennesimo pallone, sfera in mezzo per Tripoli che fa da muro per Gatto che va di prima impegnando Cirnigliaro. Al 117° Agragas in contropiede in campo aperto, Tripoli allarga per King che decide di mettersi in proprio calciando al lato, si infuria il compagno di squadra. Non accade più nulla al comunale di Aragona, triplice fischio, l'Agragas accede alle semifinali regionali playoff di promozione siciliana battendo di misura ai tempi supplementari la Gimnica Scordia. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima! Hanno fatto un campionato, un percorso importante, meritavano sicuramente qualcosina in più. Oggi sapevamo di venire a incontrare una squadra di un'altra categoria. Quello che mi dispiace è che ancora oggi nel 2026 troviamo, non ho mai parlato dell'arbitraggio in tutto l'anno e sarebbe anche riduttivo parlarne. Ma una partita del genere bisogna portare gente di personalità, perché l'Agragas non ha bisogno di aiuti, non ha bisogno di non avere fischiato il rigore contro, non ha bisogno di questo, ma sono tutti elementi che ti portano poi a determinare una prestazione e questo mi dispiace, perché i ragazzi hanno lottato una stagione intera e poi quando vieni penalizzato in questa maniera mi dispiace. Nulla da togliere alla grande prestazione dell'Agragas, al percorso dell'Agragas che merita di essere dove è, e gli faccio i migliori auguri per il proseguo. Oggi è stata durissima, veramente combattuta, veramente maschia, però l'obiettivo era vincere e arrivare alla prossima, quindi partita su partita, noi ci crediamo, insomma cerchiamo di fare il meglio. Riassumiamo dunque il quadro completo per quanto riguarda le finali playoff del campionato di promozione. Questa è la schermata che state già vedendo. Domenica 17 Ionica FC Akragas SLP, mentre domenica 24 l'altro incontro, la vincente tra Gemini Calcio e Valderice Calcio contro la squadra dell'Orlandina Calcio.
Sottolineiamo anche che ci sarà un ulteriore finale playoff tra le due squadre vincenti e si giocherà il 31 di maggio. Voltiamo pagina perché si è disputata anche la finale della Coppa Sicilia riguardante il campionato di prima categoria. Questa la schermata, il Cassibile Fontane Bianche che perde 2-1 contro il Cianciana. Cianciana ammesso al campionato di promozione che disputerà la prossima stagione. Stadio Pietro Cangemi di Torregrotta, amici sportivi, un cordiale saluto e ben trovati con la finale di Coppa Sicilia, l'ultimo atto della competizione, l'ultima possibilità per conquistare la promozione per le formazioni di Cianciana e di Cassibile. La difesa bianco-verde ma sbaglia, allora si può rilanciare in avanti Andrea Germano che viene fermato così, attenzione perché l'intervento è da ultimo uomo, l'intervento è da cartellino rosso. Poi il Cianciana. Occhio qui al cross dalla destra, Sagardia se la ritrova lì, ancora Sagardia, scava anche il portiere, in nulla linea, incredibile l'intervento difensivo dal nulla. Il Cianciana sfiora il vantaggio con Sagardia. Ecco la gittata, c'è la spizzata e poi la conclusione, il palo clamoroso del Cassibile. Ci ha provato il numero 10 Mirko Linares. Adesso il corner al centro, Sagardia! Francisco Lima Sagardia! 1-0 per il Cianciana che la sblocca nonostante l'inferiorità numerica, che la sblocca su calcio d'angolo. Francisco Lima Sagardia, 1-0 Cianciana in finale di Coppa Sicilia. C'è un parapiglia con Lautaro Gomez che sembra essere l'indiziato principale, cade giù anche Gomez Lautaro, anche se sembra veramente leggero qui l'intervento di Giardina. Rosso, c'è un rosso per il Cassibile. Ancora Andrea Laferla in possesso, trova a sinistra Magnano in questa finale di Coppa Sicilia che fino a questo momento dice 1-0 Cianciana sul Cassibile grazie al gol segnato da Francisco Sagardia. Entrambe le squadre però sono in 10 uomini. Miceli cerca la combinazione, ancora Miceli in area di rigore, liberato, Miceli anticipa il portiere e trova il gol del pareggio e il Cassibile fa 1-1 in apertura di ripresa. Siamo al sesto del secondo tempo, combinazione meravigliosa sull'asse Miceli Molisina, proprio il neo entrato a mettere l'assist giusto in area di rigore. Trova il passaggio giusto Baiamonte, poi il cross altrettanto giusto Sagardia, che parata quella di Luigi Campisi. Riparte Magnano, prova a saltare Curabba, lo fa, il passaggio è perfetto per Germano, Germano davanti al portiere, Germano col destro respinge Cigna. Si gira molto bene, mette il passaggio giusto Laferla per Germano che prova a saltare il portiere. Cigna in uscita, salva tutto, salva il Cianciana. Sagardia. Bene in transizione Curabba all'improvviso con un destro che fischia all'incrocio dei pali. 27esimo del secondo tempo. Laferla in mezzo, Buccheri alto. Corner che parte adesso sul secondo palo, il colpo di testa, il miracolo di Campisi su Gomez Lautaro. Parte adesso il colpo di testa di Sagardia. Salgono le torri, arriva anche Trupie in area di rigore. Parte Curabba, molto lento e profondo il cross. Arriva la deviazione in acrobazia e gol di Trupia in rovesciata. Il Cianciana fa 2-1 allo scadere, incredibile. Trupia ed è anche il triplice fischio. In promozione ci va il Cianciana allo scadere, calcio d'angolo, la spizzata da parte di Sagardia e l'acrobazia, non ci credono manco i biancoverdi. È finita! La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui, penalty, emozioni fino all'ultimo sì, penalty, ogni istante magia, penalty, la vittoria è energia.
Con le immagini della finale di Coppa Sicilia tra Cassibile Fontane Bianche e Cianciana chiudiamo qui lo spazio dedicato al calcio giocato, perché adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi subito presenteremo l'evento del Peschereccio d'Oro 2026. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Penalty Awards, tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano, in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati in studio, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Mettiamo da parte il calcio giocato perché adesso andiamo subito a presentare un evento che si è svolto i primi di aprile a Mazara del Vallo. Parliamo del Peschereccio d'Oro 2026. Diciottesima edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro, ci troviamo con Piero Campisi. Piero, a pochi minuti dall'inizio di questo ennesimo grande appuntamento di Mazara del Vallo, le tue emozioni? Le mie emozioni sono variegate, sono tantissime perché questa diciottesima edizione racchiude veramente un gruppo di premiati di alto livello nazionale e internazionale. Si sa che i premi sono di varie categorie, per cui il giornalismo, la televisione, il sociale, la cultura, l'arte, il mondo delle istituzioni e la salvaguardia dei diritti delle donne. Proprio da Mazara del Vallo partiranno dei messaggi per l'Italia e per l'estero per cercare di difendere i diritti delle donne, e questo è il tema centrale di questa speciale edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro. La particolarità di questa edizione nasce anche dal connubio positivo anche con il Comune di Rimini. Assolutamente sì, abbiamo voluto invitare i rappresentanti dell'Emilia Romagna e allora Rimini riceverà il premio come capitale del turismo italiano e avremo l'onore di avere qua proprio il sindaco di Rimini, che
che ci onorerà della sua presenza e chissà, magari potrà nascere una sintesi per un gemellaggio con la città di Mazara del Vallo. Il prossimo step della Campisi Group. Ne abbiamo tanti step e li cavalcheremo tutti perché abbiamo tanti progetti per questo 2026 sia in Italia che all'estero. Cristian Brocchi questa sera nell'edizione numero 18 del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro. Mister, credo che sia un'altra sua ennesima soddisfazione nel suo percorso prima da calciatore e adesso anche da allenatore e commentatore. Sì, è sempre un piacere perché io cerco sempre di fare le cose con passione, l'ho fatto da calciatore, l'ho fatto da allenatore, lo sto facendo adesso in questa nuova veste di commentatore. Per me cercare di essere sempre equilibrato, sempre sincero e sempre con diciamo, il dovuto rispetto per la posizione che occupi è fondamentale. Assolutamente importante comunque continuare ad allenare magari soprattutto i giovani. Ma sì, io di allenare non ho più molta voglia, ma di fare una lotta per i giovani assolutamente sì, perché ho fatto e sto facendo tante cose per loro, cerco sempre di mettere in risalto quelle che sono le loro qualità, perché siamo in un momento dove si dice che in Italia non ci sono più talenti. Io non la penso assolutamente così, penso che in Italia ce ne siano tanti, ma vanno coltivati, vanno indirizzati, vanno aiutati e secondo me in questo momento non lo stiamo facendo bene noi proprio come sistema, come aiuto. È un consiglio dunque che si può rivolgere giustamente alla federazione, che dovrebbe forse incominciare un po' a svecchiare il modo di allenare, il modo di crescere i talenti. Ma io non voglio assolutamente dire che cosa bisogna fare perché ognuno poi ha il proprio pensiero. Sicuramente c'è qualcosa da fare e la prima cosa da fare è quella di mettere da parte magari la presunzione che ha portato noi italiani a pensare di essere sempre i migliori. Sicuramente siamo preparati, sicuramente abbiamo le nostre idee, sicuramente non dobbiamo snaturarci, ma ogni tanto guardare anche magari quelle nazioni che hanno fatto un qualcosa di importante, che hanno avuto dei risultati, non per copiarle ma per prendere spunto, è sicuramente un segno di umiltà e secondo me è arrivato il momento di farlo. Tantissime partite con la maglia dell'Inter, del Milan, anche della Lazio. A questo punto lanciamo una speranza per chi un domani vuole veramente diventare un calciatore da Serie A. Ma guarda, io ho fatto un podcast mio proprio per i giovani che si chiama Brocchi si nasce, campioni si diventa, dove dico che ci sono molti più Brocchi che Messi o Cristiano Ronaldo in questo mondo e tutti i ragazzi devono avere l'obiettivo e il sogno di poter arrivare a giocare in Serie A, perché attraverso l'impegno, il sacrificio, la voglia di arrivare e le qualità si può fare. È normale che c'è bisogno di un aiuto da parte delle figure più adulte. Ecco, parliamo di nuove figure anche per un progetto nazionale che ancora una volta dovrà ripartire? Deve ripartire, ma l'abbiamo detto 4 anni fa, l'abbiamo detto 8 anni fa, l'abbiamo detto 12 anni fa e non l'abbiamo mai fatto. Quindi vediamo se questa sarà la volta buona, speriamo che più che altro si metta all'interno di chi dovrà ricostruire persone che hanno conoscenza e competenza e non solo magari la voglia di essere in un posto comunque importante. Mister Soncin, questa sera premiato qui nella 18ª edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro. Mister, mettiamo un attimo da parte le amarezze legate purtroppo ad una trasferta in Danimarca non certamente positiva, quantomeno nel risultato, e parliamo di questa manifestazione. Essere presente e veicolare ancora una volta il progetto del calcio femminile credo che sia fondamentale. Sì, intanto ci tengo a ringraziare veramente di cuore per l'invito, è un onore per me essere qui in un'occasione così importante per la città di Mazara del Vallo
e soprattutto perché, come ha detto lei, è un momento importante di formazione, di informazione e di cultura. Infatti questa mattina nell'incontro con i giovani di Mazara si puntualizzava sul fatto che promozionare anche in un'età così minore il calcio femminile probabilmente potrà raggiungere obiettivi fondamentali. Sì, il movimento è in forte crescita, ma soprattutto è un fatto culturale, far capire, far comprendere ai giovani che lo sport non ha genere, che i giovani di oggi saranno i genitori di domani e i genitori di domani potranno accompagnare i propri figli e le proprie figlie a perseguire le proprie passioni con costanza, impegno, sacrificio, con tutti quei valori che poi servono non soltanto nello sport ma anche nella vita. Da ex calciatore si è tuffato in questa esperienza femminile, cosa l'ha spinta in modo particolare? Ma io da quando ho smesso di giocare ho iniziato la carriera da allenatore e penso che l'allenatore debba essere pronto a gestire tutti i gruppi che ha a disposizione. Mi è capitata questa opportunità incredibile, bellissima, poter allenare la nazionale è un qualcosa di unico, di magico, che dà grande soddisfazione ma anche grosse responsabilità. Non soltanto nella ricerca costante dei risultati, noi abbiamo un grosso obiettivo davanti che è quello della conquista del mondiale, ma soprattutto per i valori che la maglia azzurra può trasferire all'esterno. Continuiamo a parlare di campo e lo facciamo appunto dopo la trasferta in casa della Danimarca. Adesso rimane, non dico una piccola possibilità, ma rimane ancora una chance per volare verso il prossimo campionato del mondo. Ma veniamo da 2 prestazioni di grandissimo livello, la vittoria con la Serbia e il pareggio con la Danimarca in cui è mancato soltanto il gol. Abbiamo davanti a noi ancora l'opportunità, tutto passa da noi, dalla prima partita, da vincere ancora contro la Serbia. E il sogno più grande è quello che era l'obiettivo iniziale, arrivarsi a giocare la qualificazione nell'ultima partita in Svezia e c'è grande convinzione e grande fiducia di potercela fare. Da commissario tecnico della nazionale femminile di calcio vogliamo lanciare comunque un messaggio a tutte le ragazze che sperano veramente di poter indossare la maglia magica azzurra? Vivete la vostra passione con grande intensità, lottate per i vostri sogni, soltanto la costanza e la perseveranza vi possono permettere di raggiungerli e quello che ai più può sembrare impossibile invece si può toccare con mano. La presentatrice ufficiale di questa manifestazione, il Peschereccio d'Oro, quest'anno giunto alla sua 18ª edizione. Da quanto tempo è che hai sognato di continuare il percorso anche qui a Mazara, adesso che sei una milanese doc? Sì, una milanese doc acquisita, chiaramente. Le origini non si rinnegano mai, no? E quindi il desiderio di continuare ad avere le radici qui dove sono nata, a Mazara del Vallo, è per me un desiderio che coltivo in realtà da tanti anni. Grazie alla famiglia Campesi, dopo tanti anni anche Mazara del Vallo si è ricordata di una sua figlia dovuta emigrare, non per sua scelta, ma quando ero una bambina al nord, prima a Bologna e adesso per motivi di lavoro a Milano, ma è sempre bellissimo tornare a casa. Sei una donna di sport e sappiamo benissimo che con il tuo linguaggio arrivi diretta anche nelle domande che poni ai tuoi interlocutori. È un calcio diverso rispetto a quel periodo iniziale della tua carriera? Assolutamente sì, io ho iniziato nel 2011, quindi ormai di anni ne sono passati tanti. Ero una ragazzina, sono diventata una donna, sono cresciuta io ed è cambiato anche il mondo del calcio, senza ombra di dubbio, è cambiato il modo di fare comunicazione legato al calcio perché sono cambiati anche gli interlocutori, è cresciuta una generazione calcistica diversa rispetto a quella che c'era 15 anni fa e quindi sicuramente diverso. Adesso le notizie le si trova anche sui social dei calciatori, prima no, prima dovevi andarle a cercare strada a strada, come si dice, no, battere il marciapiede giornalisticamente parlando. È cambiato tanto. Sappiamo che il percorso della nazionale italiana di calcio purtroppo in questo momento è un handicap fondamentale per tutto il movimento. Tu, da donna di sport, come vedi il futuro?
Il futuro è complesso anche perché dobbiamo ancora capire chi guiderà, no? Chi sarà il capo della nostra federazione, avrà un compito non facile, risollevare un movimento calcisticamente parlando morto, perché non qualificarsi per 3 volte al mondiale vuol dire di fatto far morire una federazione, quindi la qualità non manca, mancano probabilmente gli uomini giusti al posto giusto, ci auguriamo che il vento possa cambiare. Ti ho sentito parlare anche di settori giovanili che forse dovrebbero un po' cambiare il loro percorso. Sì, ho la fortuna di seguire dal 2014 il settore giovanile in particolar modo e anche in questo caso diciamo che negli ultimi anni qualcosa secondo me non è andato nel verso giusto, anche con delle riforme che ci sono state che hanno peggiorato il settore giovanile in generale dei club di Serie A, quindi il campionato Primavera 1 per fare un esempio, e mi auguro che chi si siederà sulla poltrona che scotta in FIGC possa pensare a sistemare le radici, le fondamenta di un palazzo, perché la nazionale maggiore è l'ultimo piano, ma sono le radici e sono le fondamenta del palazzo che vanno aiutate. Diciamo che in questo momento la nazionale femminile invece di calcio qualche piccola soddisfazione ce la sta porgendo in un piatto d'oro. Sì, e poi gli facciamo un grosso in bocca al lupo per quello che sarà l'ultimo step, ma al di là del risultato è un movimento che dà lustro alla nostra Italia, e questo è anche grazie all'ottimo lavoro di Andrea Soncin, il commissario tecnico, di tutto il suo staff, perché poi noi nominiamo un rappresentante ma c'è uno staff che lavora con lui, che lui ha scelto, che lui ha voluto, e quindi i complimenti vanno estesi e almeno ci godiamo il lavoro del femminile che ci sta dando sorrisi. Siamo con il sindaco di Rimini, un ospite eccezionale in un contesto di una città marinara come quella di Mazara. Un connubio che può diventare vincente anche nei prossimi anni? Sicuramente sì, diciamo che le affinità sono diverse tra Rimini e Mazara, due realtà importanti italiane, distante parecchi chilometri l'una dall'altra, però sicuramente sono realtà che si vivono di mare, si affacciano sul mare, vivono di pesca, di turismo, quindi insomma ci sono tante affinità. Io credo che da questa affinità si possa lavorare per rafforzarsi reciprocamente in quei settori di cui ho parlato poco fa. Adesso l'immagine di Rimini con questo turismo che è esploso, credo che sia una bellissima soddisfazione anche per la sua amministrazione. Sì, la soddisfazione è sicuramente tanta. Abbiamo superato i 7 milioni di pernottamenti turistici nell'anno 2025, c'è stato quindi un recupero assoluto ai livelli pre-Covid del turismo nella nostra città, che è stata interessata da investimenti straordinari, 600 milioni di euro investiti negli ultimi 15 anni, dalla rete idrico-fognaria fino ad arrivare al nuovo lungomare che è stato completamente pedonalizzato, 16 chilometri, un centro storico riqualificato, insomma quella molteplicità di offerta che Rimini può garantire ai suoi ospiti e ai suoi turisti, e che è credo un segreto vincente per poter intercettare negli anni a venire il turismo, un po' come Mazara che ha un centro meraviglioso e un mare altrettanto meraviglioso. Una Rimini insomma 3.0, diciamolo pure, no, signor Sindaco? Siamo necessariamente proiettati verso il futuro. Quale sarà l'immediato step per ulteriori successi? Ma io credo che sia necessario lavorare sui collegamenti, sull'aeroporto, e anche qui vedo una similitudine con la vostra realtà, perché il turismo internazionale è determinante negli anni a venire. Siamo in una fase storica complicata, per gli italiani da un punto di vista economico c'è un periodo di sofferenza, quindi il mercato interno sta flettendo ed è importante lavorare e compensare le presenze anche col mercato turistico estero. Con le interviste esclusive firmate penalty per quanto riguarda l'evento Peschereccio d'Oro 2026, chiudiamo qui la puntata della nostra trasmissione. Grazie per averci seguito, vi aspetto chiaramente mercoledì prossimo alle 15:30, parleremo ancora di Serie D ma parleremo anche di eccellenza, mentre per quanto riguarda la promozione e tutto quello che gira anche intorno al mondo dei dilettanti siciliani, vi aspetto giovedì prossimo a partire dalle ore 21, sempre qui sul canale 19 di
di TVM Palermo. A tutti voi grazie e appuntamento alla prossima settimana. Segnate questa data, mercoledì 27 maggio, la data ufficiale della presentazione delle nomination della 13ª edizione dei Penalty Awards 2026. Di scena a Caltanissetta, il 16 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Per intanto vi aspetto mercoledì sul canale 19 di TVM Palermo alle 15:30 e sul canale 15 di 7 Gold alle ore 19:20. Appuntamento da non perdere. Penalty Awards, il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Penalty Awards, un marchio esclusivo Play Village. Presenta Ettore Tortorici. Sì, dobbiamo dire sempre le stesse cose. Martedì 16, ingresso gratuito, Teatro Regina Margherita, Caltanissetta, 13ª edizione dei Penalty Awards, il galà più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Io credo che abbiamo già detto tutto, basta, fermiamoci qui, non dobbiamo ripetere sempre le stesse cose.